Habitaverunt autem in Pannonia annis quadraginta duobus, de qua egressi sunt mense aprili. Erano rimasti quindi in Pannonia per 42 anni. La lasciarono il giorno dopo la Pasqua, trascorsi già 568 anni dall'incarnazione del Signore. Tra il 787 e il 799, Paolo Diacono, cividalese per nascita, discendente di una delle famiglie longobarde di rango, scese in Italia al seguito di Alboino, scrive nel monastero di Montecassino, cuore dei domini longobardi del sud, la storia della sua gente. Un patrimonio unico di fonti, testimonianze, leggi e consuetudini di un popolo che conquistò l'Italia e la cui storia si confuse con la nostra. Dalla Scandinavia alla Germania, alla foce dell'Elba. Dal mito al dato archeologico, i Longobardi, tra I secolo a.C. e IV d.C., irrompono sulla scena della storia. I Romani li notano per le loro doti di grandi guerrieri. Il numero esiguo, scriverà Tacito nel De Origine et Situ Germanorum, nobilita i Longobardi, che pur circondati da numerosi e valenti popoli, trovano la loro sicurezza non nella sottomissione, bensì nella propria audacia in battaglia. Alla fine del V secolo, sull'onda dei movimenti di altri popoli, si spostano nella Bassa Austria e in Moravia, raggiungendo poi i territori dell'antica provincia romana di Pannonia, l'Ungheria di oggi. Qui, la società longobarda raggiunge la sua maturità e si affina nei contatti con l'impero di Bisanzio. L'organizzazione militare di un popolo che ha acquisito una netta fisionomia etnica regola e disciplina la vita del gruppo. L'uomo in arme diventa simbolo di potere e insieme di giustizia. È negli anni travagliati della guerra tra Goti e Bizantini che tra il 535 e il 553 attraversa la penisola italiana che i Longobardi iniziano a conoscere i nostri territori e sarà Alboino, come scrive Paolo Diacono, ad abbandonare l'Ungheria per entrare in una nuova patria, l'Italia, attraverso il Friuli. Dice ancora Paolo Diacono: Alboino, dopo aver varcato senza nessun ostacolo i confini della Venezia, che è la prima delle province d'Italia, ed essere entrato nel territorio della città, o piuttosto del castello di Cividale, cominciò a considerare a chi fosse meglio affidare la prima provincia che aveva conquistato. E dopo aver riflettuto, decise di mettere a capo della città di Cividale e di tutta quella regione Gisulfo, a quanto si dice suo nipote, uomo sotto ogni aspetto idoneo, che era suo scudiero, o Marpais, come dicono nella loro lingua. Ma Gisulfo dichiarò che non avrebbe accettato il governo di quella città e di quel popolo se non gli avesse assegnato le fare di Longobardi, cioè i gruppi o discendenze familiari che egli stesso avesse scelto. Così fu fatto e con il consenso del re prese le migliori schiatte che aveva chiesto perché vivessero con lui. Domandò inoltre delle mandrie di cavalle di buona razza e anche in questo fu accontentato dalla generosità del principe. Di queste fare, una grande famiglia, un clan regolato nei rapporti interpersonali che univa uomini liberi, le elite in armi, donne e bambini e insieme servi e animali, di queste fare, una, ci dice ora l'archeologia, venne dislocata a Romans a proteggere e presidiare una zona strategica di grande importanza, in una pianura da dove bene si poteva vedere la vetta del Mataiur, alla confluenza di Isonzo, Iudrio e Torre, su una delle antiche strade romane che univa Aquileia a Cividale. L'archeologia dunque si fa storia, e la storia archeologia, perché succede che nelle cesure, nelle lacune che il tempo crea, succede a volte che inaspettatamente queste vengano colmate da altrettanto inaspettate scoperte. Nel 1986 abbiamo scoperto casualmente la necropoli di Romans. Facevano dei lavori per l'acquedotto ed è emersa una tomba di guerriero. Ci siamo accorti subito che era una necropoli particolare perché aveva tombe perfettamente conservate disposte su file con l'orientamento dei defunti est-ovest. Questo era il tipico modo di seppellire i defunti praticato dalle popolazioni germaniche e nel nostro caso dai Longobardi.
È una necropoli che ci ha affascinato sin dall'inizio e in effetti la necropoli ha oggi già circa 300 tombe. Gli scavi che stiamo conducendo ci permettono di vedere che è una necropoli che ha ancora delle grandi possibilità, quindi una grande estensione e si qualifica tra le più estese dell'Italia settentrionale. È interessante perché è una necropoli che registra la presenza longobarda in loco, a Romance, sin proprio dal momento in cui questa popolazione scese attraverso il ponte della Mainitza, che non è tanto lontano, il ponte che attraversava l'Isonzo, scese nella nostra zona per poi dirigersi immediatamente verso Cividale. La necropoli è composta da tombe scavate nelle ghiaie che compongono il terreno di Romance, sono tombe che hanno diversa profondità, quelle più profonde sono solitamente quelle dei guerrieri oppure delle dame di rango con corredi veramente importanti. Due di questi corredi sono visibili ora al Museo di Cividale. Poi ovviamente c'è accanto al popolo, diciamo alle persone, ai guerrieri, ci sono i loro coadiutori, i servi e probabilmente anche le persone autoctone, cioè quelli che vivevano al Romance nel momento in cui ci fu questa migrazione longobarda. Qui doveva esserci una fara, non sappiamo dove era l'abitato, abitato che probabilmente era costituito da capanne, capanne anche di materiale deperibile, per cui è molto difficile ritrovare le antiche dimore di questi abitanti di Romance. Il lavoro, la ricerca, lo studio e la catalogazione di migliaia di reperti continua e nuove campagne di scavo si susseguono. La prima cosa che cercheremo di capire riguarda i limiti effettivi di questa necropoli. Non dobbiamo dimenticare che questa è la 6ª campagna di scavo che facciamo in questa zona e quindi abbiamo un'idea, se non altro così abbastanza chiara, sull'estensione effettiva di quello che è in effetti un cimitero. Io qui ho una pianta di scavo, quindi è molto semplice, è molto così fatta per il cantiere, diremo, ma che ci mostra l'area dove siamo attualmente, questa riquadrata in bianco. Quindi siamo sulla prosecuzione naturale di tutta una situazione precedente, che qui è evidenziata con questi omini, che appunto rappresenta l'estensione di quanto abbiamo scavato fino adesso, a partire dall'86. Un'altra cosa importante da dire, forse, cercando di inquadrare un po' nel territorio la necropoli, è che la situazione che voi vedete adesso attualmente, cioè le ghiaie nella quale si aprono le fosse che contengono gli inumati, non corrisponde assolutamente al piano reale di calpestio della gente che utilizzava la necropoli, che era molto più alto, ma la storia, soprattutto il fatto che siamo in campagna e quindi le arature, hanno completamente portato via, quindi troncato al tetto, quella che era la situazione alto medievale e quindi la superficie effettiva dove questa gente camminava nel momento che che seppelliva i propri morti. Arrivando su questo piano a ghiaie, spicca molto bene il contorno della tomba perché ha questo colore rosso all'interno. Questo terreno che è all'interno è la spia di quello che era il suolo su cui effettivamente camminava questa gente. Noi lo troviamo in una seconda posizione, in seconda giacitura si usa dire in termine archeologico. Tutti gli individui sono deposti con la testa verso occidente e questo si cerca di farlo, di spiegarlo con il rituale che poteva essere seguito al momento della deposizione. Siamo in epoca alto medievale, quindi copriamo un arco che va da VI al VII secolo. E alcuni elementi in alcuni corredi particolari ci danno la spia che sicuramente ci sono stati dei contatti con popolazioni longobarde. Questo è apparso molto chiaro negli scavi dell'89, dove vennero trovate delle tombe di guerrieri e di dame, se così possiamo dirle, che portavano come oggetti di corredo
diremo monili tipici della popolazione longobarda, e si vede anche qui con alcuni casi particolari. Se vogliamo passare più da vicino a vedere qualche sepoltura più interessante, questa che ho qui davanti a me è particolarmente importante perché ha due elementi che ricorrono in altre sepolture. Quindi potete vedere questo coltello composto da una lama che è contenuta e protetta da un fodero rettangolare. In più all'estremità si nota un anello. Si tratta di un coltello a sospensione, quindi veniva portato appeso alla cintura. Questo elemento viene quasi sempre trovato in associazione all'orecchino, che è sul lato destro del cranio, dove vedete la lettera A, un orecchino in bronzo, e che recentemente si è pensato che fosse tipico di sepolture chiaramente femminili, ma c'è questa ipotesi, che naturalmente sarà interessantissimo verificare proprio con l'aiuto degli antropologi, c'è questa ipotesi in corso che si tratta di donne giovani o comunque non uscite dall'ambiente familiare di origine. In più questa ha questo bellissimo anello, che è un po' uno delle chicche di quest'anno, dello scavo di quest'anno, lo porta alla mano destra. E naturalmente oltre a questo c'è uno degli elementi tipici che invece costituiscono, diremo, un marker quasi costante in tutte le sepolture, che è il pettine in osso. Anche su questo è interessante che la posizione è quasi sempre molto vicina al bacino, diremo, lo vedremo anche in un'altra sepoltura. E questo, insieme all'associazione col coltello, che può essere anche il coltello semplice, appunto costituisce il corredo tipo degli inumati di questa necropoli. Quello che è interessante di questa tomba, che vedete molto più profonda rispetto a quell'altra, è che proprio per il fatto di essere scavata all'interno delle ghiaie, che è diremo un materiale incoerente di per sé stesso, ha fatto sì che ci sono stati dei cedimenti della parete che si vedono chiaramente e corrono lungo il corpo, proprio lì dove è appoggiata la B e lungo soprattutto il fianco sinistro dell'inumato. Questo per noi è una spia per dire che c'è stato un minimo di vuoto che è stato riempito dal collasso delle pareti. Quindi noi possiamo ricostruire sulla base di queste spie, sia a livello dell'individuo, dello spostamento delle ossa, anche parziale, sia dei cedimenti delle pareti, quanto vuoto c'era nella tomba, e quindi ricostruire il tipo di involucro che conteneva l'individuo. Archeologia e insieme antropologia, che qui a Rumance, in un non usuale binomio, lavorano insieme. Siamo su uno scavo molto interessante, di cui qui si ne vede solo una parte. Siamo uno scavo interessante per vari motivi, per l'interesse in sé, perché è una popolazione antica, 1500 anni, un momento probabilmente di interazione fra popoli. Dovremmo studiarlo ancora meglio questo discorso, ma siamo in un'area che ha visto più popoli interagire fra loro, e la cosa che ci interessa anche come antropologi è di vedere se esistono dei modelli, no? Che possono essere paragonabili a quello che è questa grossa fucina di popoli che è il Friuli di adesso, per esempio. Ecco, noi cerchiamo di fare parlare in qualche maniera questi resti, cercando di ripercorrere all'indietro un processo, che è il processo della scheletrizzazione, ma all'indietro della sepoltura, dei riti di sepoltura, e poi alla fine cercando di capire in qualche maniera chi era il sepolto, qual era la società in cui viveva e così via. Non è un lavoro facile. Noi stiamo provando adesso un modello di studio insieme agli archeologi, che credo che sia una delle prime volte che quasi lavora assieme fra antropologi e archeologi, cercando di appunto interrogare
il soggetto, registrando tutte gli eventi che hanno portato a questa situazione che si vede. Gli eventi che vanno per esempio dalla deposizione alla decomposizione del corpo e quindi dai turbamenti della decomposizione capire se era vestito, se non era vestito, se era fasciato, se c'erano le parti scoperte, se dopo i riti di addio, di abbandono del corpo venne coperto dalla terra, oppure se venne messo qualcosa per riparare il volto che forse era scoperto. Cioè tutta questa serie di dati, tomba per tomba, alla fine restituiranno intanto un momento che è antropologicamente estremamente importante, che è quello della rassegnazione che il nostro congiunto, no, non solo non c'è più, ma che deve subire una terribile trasformazione, no, da un corpo vivente a un corpo che si decompone, a un corpo che resta scheletrizzato. Questo è un problema antropologico che hanno tutti i popoli. L'antropologia fisica e poi la bioarcheologia, insomma ci sono tanti modi per denominarla, studia questo sia da un punto di vista fisico sul corpo, ma anche da un punto di vista culturale. Alla fine dello studio queste ossa verranno recuperate con cura, portate in laboratorio e lì inizierà un'altra fase, la fase di restauro, ricostruzione eccetera, e una fase di laboratorio attraverso tutta una serie di esami. Alcuni di questi faranno la TAC per esempio, altri di questi faranno degli studi al microscopio elettronico per i denti, oppure al microscopio a contrasto di fase per stabilire l'età effettiva di morte. Un lavoro un po' che assomiglia a quel lavoro da telefilm, ma non è così, insomma, è molto più noioso e molto meno appariscente, però alla fine speriamo di avere qualche dato di più di quello che hanno dato finora gli studi archeologici, quelli degli anni 50-60 dove si recuperava il corredo e si buttava via il morto, oppure anche di quelli più recenti dove finalmente si è capito che in una tomba la cosa più importante è il morto e non il corredo, e adesso proviamo a usare qualche altro sistema di interrogazione più raffinato. Magari fra 10 anni o fra 2 o chissà, no, avremo ancora altri sistemi. Questo soggetto si è decomposto in uno spazio stretto, non si è aperto il bacino o si è aperto poco. I piedi però da un certo punto in poi sono caduti in avanti, quindi aveva uno spazio dove decomporsi, così la clavicola. Quindi probabilmente è stato deposto vestito, forse, ma la cosa interessante è che è stato messo in posizione da una serie di sassi. Quindi questo dovremmo capire, no? Quanto tempo è trascorso dalla morte alla deposizione per capire se questi sassi sono stati messi per un allentarsi delle articolazioni dopo il rigor mortis, e quindi per poterlo mettere in posizione o per altri motivi. Vedete, questi sassi hanno anche molto disturbato poi. È stato messo in una fossa a pareti senza copertura perché in parte franata, un po' ha disturbato la regolare posizione anatomica, per esempio del rachide dorsale. Quindi abbiamo una fotografia di un modo di deporre il morto. Io la sto facendo breve perché i particolari sono molti, ma sono molti e molto specialistici. Questa è forse quella per ora che è venuta fuori più eclatante per quanto riguarda la deposizione fissata da sostegni. Però ne abbiamo altre simili, dove per esempio sono stati poggiati gli avambracci su delle pietre. C'è da capire se sono state poggiate per dargli una posizione simbolica o no. Quindi alla fine noi stiamo registrando tutti questi particolari con una pignoleria notevole. Alla fine cominceremo a elaborare i dati e vediamo cosa viene fuori.
Nelle tradizioni culturali del mondo longobardo, però, la morte non annullava la persona e non scioglieva i diritti di proprietà. Nelle sedi ultraterrene, il defunto avrebbe riavuto il proprio censo e ricomposto il proprio mondo. Un mondo è femminile, un mondo è maschile. Il mondo delle donne, di alto rango o di ceto basso, volto alla cura della casa, alla cura della famiglia, alla cura del patrimonio, anche quello personale, dato soprattutto dal cosiddetto dono del mattino, il dono che in denaro lo sposo faceva all'indomani della notte di nozze. La ricchezza della donna maritata si esplicitava soprattutto attraverso gli ornamenti, le collane in pasta di vetro e con vaghi d'oro, oppure le fibule in oro, argento e pietre dure. Le donne longobarde, specialmente quelle della generazione scesa dall'Ungheria, ne usavano due tipi, detti a esse e a staffa. Le prime chiudevano in coppia il mantello sulle spalle, le seconde, invece, ornavano la gonna, fissate su lunghi nastri che dalla cintura ondeggiavano ai passi. Così a Romance e per le tombe 77 e 97, separate tra loro da pochi anni, mentre la tomba 79 ha restituito collane e uno spillone in argento e oro, destinato a fissare le chiome sul lato destro della testa. Il mondo degli uomini, volto alla cura dei campi e alla produzione di manufatti in ceramica e in metallo. Il mondo degli uomini in armi, i guerrieri, gli arimanni, tesi alla cura della fara che comandavano, votati alla difesa del popolo in momenti di pericolo. Sfilano così davanti a noi valorosi combattenti, armati di spata, la spada lunga, di scramasax, il coltellaccio usato per combattimenti ravvicinati a piedi o a cavallo, con la lancia dalle lunghe punte in ferro dalle varie forme. Guerrieri che si difendevano con lo scudo in legno e cuoio, di quali oggi rimane l'umbone, la parte centrale in metallo, dei quali oggi rimane l'imbracciatura a braccio unico arcuato. Uomini in armi disposti nella lotta a uccidere e ad essere uccisi. A Romance sono forse 3 gli uomini in armi che morirono di morte violenta. Il guerriero 124, dall'umbone trapassato da un colpo di lancia mai riparato, morto agli inizi del VII secolo. Il guerriero 245, dal braccio amputato, morto tra il 625 ed il 650. L'uomo in armi 168, colpito da una freccia, mentre combatteva con una sciabola di tipo non longobardo ma avaro, scelta forse per la sua leggerezza e pericolosità. La sua vita si spense tra il 660 e il 700 d.C. Ed infine il guerriero 230, scelto per fare specchiare i visitatori nel passato. Si è infatti proposta una ricostruzione della sua tomba al momento della chiusura. Molto profonda era la sua fossa. Come i suoi parenti, anche noi su di essa ci possiamo sporgere per vederlo in tutta la sua gloria terrena ancora una volta. La cerimonia funebre, particolare era quella dell'ultimo saluto ad un guerriero, si svolgeva all'alba o a sera. Il corpo veniva preparato, vestito con i suoi abiti più belli, ornato con preziosi accessori. Poi, sistemato in una bara o su di una barella, era accompagnato da un corteo al luogo prescelto per essere calato nella fossa. Un membro della famiglia accomodava indumenti e corredo, raddrizzava la testa, sistemava le braccia, distendeva le gambe, indicava il morto e i suoi oggetti a tutti i presenti. Era infatti necessario mostrare che la morte non aveva indebolito il gruppo. Ostentare la salma e le ricchezze che per sempre la terra avrebbe coperto serviva a ribadire e a confermare l'importanza e la potenza della famiglia. Lo scudo veniva inclinato su una parete della fossa o, in alcuni casi, sistemato sotto o sopra la testa. La spada adagiata accanto o sotto al braccio destro, il cinturone ben agganciato oppure arrotolato e messo sopra l'arma. Spesso, sul velo che copriva il volto, veniva posta una croce.
Non c'era l'usanza, estranea al mondo dei Longobardi, di porre una lapide iscritta sulla tomba. Come segno si usavano cumuli di sassi, riservando ai personaggi più importanti una copertura particolare, una sorta di capanna simile a quelle usate come abitazioni, costruita in legno e paglia, che gli archeologi chiamano casa della morte. E un'altra usanza rituale c'era per quanti morivano lontano da casa o in battaglia, senza che il corpo potesse essere recuperato. Allora, i suoi parenti piantavano tra i loro sepolcri una pertica e alla sommità una colomba in legno, anima simbolica, rivolta verso il luogo dove chi non c'era più era scomparso. E ciò, dice ancora Paolo Diacono, per sapere da quale parte il suo corpo riposasse, per sempre.